Agostino Trovato. La parola. Io spero che mi perdonerete se evito tutti i preamboli e vado subito al sodo, del resto l'ora è tarda. Io volevo ripartire solo da un punto: si è parlato di rinnovamento, di cambiamento, di ripartire. Io vorrei tornare un attimo indietro, io vorrei ripartire dalle cose che facciamo bene. Io riparto dal mio intervento a Roma dell'anno scorso, ripartiamo dai circoli. Quello che sappiamo fare bene è stare sul territorio. Quello che sappiamo fare bene è confrontarci con la gente. Quello che io chiedo è di valorizzare quelli che sono i circoli dell'MPA. A volte tenere accesa un'insegna che costa sacrificio, che costa tempo, è quello che ci permette di legittimarci sul territorio. Vedere un'insegna accesa significa essere presenti sul territorio, far sapere alla gente che ci siamo, perché poi alla fine chi è sul territorio è quello che sente gli sfoghi delle persone, di quelli che al 15 già sono senza soldi, che hanno finito lo stipendio, del piccolo commercio, del commercio di prossimità. Qui ho sentito parlare, io avevo 20 anni quando ho iniziato a fare politica e anch'io ero baldazzante, però poi mi rendo conto, come ha detto bene chi mi ha preceduto, che la politica, quando inizia a entrare in determinate storie, in determinati vincoli, si è parlato bene di unità. Ecco, qui è presente, ho visto tanti funzionari, dirigenti. Ecco, io volevo dire che sia una grande famiglia, non solo nei giorni di festa, lo si è sempre. Perché noi, vuoi o non vuoi, siamo gente che deve portare il risultato a casa, siamo gente di governo, gente a cui chiedono le risposte. E se noi vogliamo continuare a dare un passo avanti, fare quel passo avanti che tutti ci chiedono, bene, dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare bene, ritornare tra la gente. L'ultima cosa, io ricordo che noi la campagna elettorale la sappiamo fare bene perché siamo sul territorio e chi si allea con noi è pregato di non avere la puzza sotto il naso. Grazie.